Leta è un piccolo comune italiano in provincia di Modena. Il censimento del 1998 mostrava come la cittadina non oltrepassasse gli 8.000 abitanti. Rurale e circondata da campi e boschi, Leta è diventata protagonista di un ampliamento urbano fra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90. Alcune zone ai limiti del paese si sono rivelate ideali per l'edificazione di condomini e villette a schiera monofamiliari. La costruzione fu molto rapida e i primi inquilini iniziarono a occupare le nuove case già dal dicembre del 1991. Fra questi c'era Federico Tiberi, maresciallo dei carabinieri in pensione da 5 anni, che acquistò tramite agenzia una villetta su 2 piani in via Gabriele D'Annunzio. Traslocò con la moglie nel gennaio del 1992. I coniugi Tiberi erano felici dell'acquisto. Da tempo desideravano una casa più grande e vicina alla campagna, ma quello che doveva essere la realizzazione del loro sogno iniziò a tramutarsi in un vero e proprio incubo a partire da fine febbraio. Il 20 febbraio Tiberi si alzò e andò in bagno. Mentre faceva le parole crociate, un suono gli fece distogliere lo sguardo dal giornale. Aveva sentito chiaramente una voce. Pensando che fosse stata la moglie a chiamarlo, chiamò la consorte a sua volta, ma senza ottenere risposta. Uscito dal bagno, scoprì che la donna dormiva ancora. Trascorse qualche tempo. Tiberi era in giardino a installare una mangiatoia per uccelli quando la moglie lo chiamò e dalla voce pareva seriamente preoccupata. Giulia Tiberi riferì che mentre era in bagno uno strano suono, simile a una voce, era emerso dal foro di scarico del lavello. Subito aveva pensato al gorgoglio delle tubature, ma poi la voce era tornata, lamentosa e indistinta, spaventandola moltissimo. Tiberi associò il fatto a ciò che era accaduto anche a lui, ma da ex carabiniere, abituato a essere pragmatico, rassicurò la moglie, dicendole che probabilmente il suono era causato dal disgelo delle tubature. Qualche giorno più tardi, l'ex maresciallo si svegliò in piena notte, come sovente gli capitava, e si recò in bagno a urinare. Mentre era lì, un lungo lamento sgorgò improvvisamente dal lavandino, seguito da un gran numero di voci concitate che parlavano tutte allo stesso tempo. Il fenomeno durò quasi 1 minuto. Seppur intimorito, Tiberi preferì tacere l'accaduto alla moglie, che era facilmente impressionabile. Pensava che fosse un fenomeno del tutto spiegabile e che si sarebbe interrotto da solo. Ma non fu così. All'inizio di marzo, il figlio di Tiberi venne a far visita ai genitori. Verso sera decise di fare una doccia, mentre il padre e la madre erano in salotto a guardare la TV. Di colpo, trafelato, il 38enne uscì di corsa dal bagno, decisamente turbato. Riferì che dallo scarico della doccia erano emerse delle urla. Mentre lo raccontava, dal bagno uscirono altri lamenti. Per Giulia Tiberi, credente e ansiosa, fu troppo. Venne colta da un attacco di panico tanto forte da rendere necessario l'intervento della Croce Verde. Mentre i volontari si trovarono in casa, le voci tornarono a farsi sentire, stavolta uscendo dallo scarico del lavandino della cucina. Si sentiva gente che urlava e parlava in una lingua che nessuno riconobbe. La vicenda finì sulle pagine di L'Epistola, un piccolo quotidiano locale, ma Tiberi rifiutò di parlare con i giornalisti. La tranquillità che desiderava minacciava di essere spezzata. La moglie Giulia si era categoricamente rifiutata di tornare alla villetta in via D'Annunzio, trasferendosi dal figlio. A inizio aprile i fenomeni sembravano manifestarsi con cadenza giornaliera. A volte duravano pochi minuti, altre volte per quasi un'ora. Erano voci di uomini che urlavano, si lamentavano e parlavano in un modo strano. Ormai esaurite le spiegazioni razionali, Tiberi dovette suo malgrado ventilare l'ipotesi che il fenomeno non fosse naturale. Dopo aver registrato le voci sul nastro, le fece ascoltare a un brigadiere suo amico, ancora in servizio presso la caserma di Leta. Il brigadiere Paolo Carrosio chiese di poter tenere i nastri e tornò da Tiberi una settimana dopo. Disse di aver fatto ascoltare la registrazione ad alcuni zingari che abitavano in un accampamento in una zona che il comune aveva loro concesso e che questi, senza esitazione, avevano saputo tradurre alcune delle frasi.
A quanto avevano capito, le voci urlavano a causa di un incendio. C'erano madri che chiamavano i figli e uomini che gridavano di spegnere le fiamme. Tiberi, senza sapere cosa fare, non ebbe altra scelta se non quella di trovare una nuova sistemazione, dove si trasferì insieme alla moglie. La villa è rimasta sfitta da quel momento, visto che ogni nuovo inquilino, dopo i coniugi Tiberi, ha subito lasciato l'abitazione, terrorizzato dalle lugubri voci degli scarichi. Nel 2009 è apparsa una breve intervista sul giornale locale. L'anziano bibliotecario di Leta portò alla luce che proprio nell'area in fondo a Via D'Annunzio, nel 1966, stava un accampamento di nomadi che, in circostanze mai del tutto chiarite, era stato funestato da un incendio. Morirono 16 persone per le ustioni e per l'inalazione del fumo. 6 di loro erano bambini, sotto i 10 anni.